Gli applausi del Consiglio regionale sono per Enrico Vanzini, l'ultimo sopravvissuto italiano al campo di sterminio di Dachau, scampato per puro caso al plotone di esecuzione. Della sua esperienza ha cominciato a parlare soltanto nel 2005, dopo un silenzio durato 60 anni. Ora, alla soglia dei 100, è protagonista del momento di approfondimento dedicato dall'Assemblea Veneta alla giornata della memoria. È stato importante la testimonianza di chi ha vissuto in prima persona quei periodi, la testimonianza di chi ha avuto nella propria famiglia segni concreti sulla carne rispetto a queste tragedie, ma poi anche la presenza degli studenti che hanno sicuramente recepito il messaggio. A loro, insieme alle istituzioni, affidiamo questo compito. L'antisemitismo ha oggi un peso drammatico, evidenzia il vicepresidente del Consiglio Bruno Pigozzo. Pochi mesi fa in America le femministe ebree sono state cacciate dalla marcia delle donne contro Trump. La Malesia ha impedito agli atleti israeliani di partecipare alle Paralimpiadi. Ai campioni del mondo di windsurf israeliani è stato negato l'accesso alle gare in Oman. Lo scandalo è che nessuno leva alta la voce davanti a queste situazioni. Attualmente sempre di più, sia tra giovani ma anche purtroppo tra anziani oppure persone che dovrebbero rappresentarci, c'è una non cultura, cioè invece che il socratico so di non sapere, il non so di non sapere.